Due colori, una sfida dalle grandi emozioni, bianco e rosso, Padova e Vicenza. È il 54esimo derby della storia tra queste due squadre, una rivalità molto sentita tra le due città e le due tifoserie, una partita che si annuncia sicuramente divertente e spettacolare. Allora benvenuti alla 30esima giornata del campionato di Serie B, buon pomeriggio dallo stadio Euganeo. Tra poco Padova-Vicenza, una partita che le due tifoserie hanno preparato in questi ultimi giorni con grande passione. Infatti la cornice che vi arriva dallo stadio Euganeo presenta almeno 8.000 spettatori con tante sciarpe e tante bandiere per gli stessi colori delle due squadre, che sono divise da circa 30 km per quanto riguarda le due città. E invece una classifica che vede il Padova in questo momento in zona playoff, a sognare, a sperare di agganciare questo treno che porta agli spareggi per la promozione dopo le ultime due vittorie consecutive con Juve Stabia e Verona. Un Padova a 42 punti, con un Vicenza invece che si trova nelle zone basse a quota 28, ma con Alessandro Dal Canto ha sicuramente cambiato quello che è il suo rendimento, con 9 punti conquistati in 6 giornate, quindi sicuramente un'ottima media per il grande ex di questa partita, attesissimo Alessandro Dal Canto. Una Vicenza che ha una media praticamente la promozione in trasferta, con Dal Canto in panchina, 3 vittorie a Verona, Brescia e Grosseto, e invece in casa non è riuscita a fare ancora un punto con la nuova gestione. Quindi è una Vicenza che arriva a questa partita dell'Euganeo sicuramente con la voglia di fare un brutto scherzo al Padova, di fare una trappola alla sua ex squadra. Alessandro Dal Canto, che vedremo come verrà accolto dai tifosi del Padova. Ci sono stati sentimenti contrastanti in queste ore di vigilia, se applaudirlo, se fischiarlo. Un allenatore che comunque a Padova in 3 anni, prima alla guida della Primavera, poi quando è stato promosso in prima squadra, ha ottenuto, soprattutto quando è subentrato a Calori, una rimonta incredibile, portando la squadra alla finalissima playoff, poi persa col Novara con una sostituzione, quella di El Shaarawy, che non è stata sicuramente gradita ai tifosi del Padova. E poi nella stagione successiva, quando invece la squadra era stata costruita per arrivare almeno ai playoff, il Padova, nonostante un vantaggio di 13 punti sulla concorrenza, si è fatto rimontare e non ha centrato quell'obiettivo minimo, e quindi il rapporto tra Dal Canto e la tifoseria si è deteriorato, soprattutto nel finale di quel campionato. Dal Canto poi non è stato riconfermato sulla panchina del Padova, che ha scelto poi di andare avanti prima con Pea, poi con Colomba, e invece Dal Canto ha trovato poi la soluzione Vicenza, subentrando a Breda, chiamato dunque da quella che poi è la squadra della sua città. Un derby particolare perché Cestaro è vicentino ma presidente del Padova, perché i due comunque non se ne sono mandati a dire prima della partita, con un botta e risposta sulla stampa un po' polemico. Vedremo sicuramente la stretta di mano comunque tra Cestaro e Dal Canto quando le squadre entreranno in campo. Cestaro è già sul terreno di gioco adesso insieme con i suoi collaboratori. Le squadre invece stanno per arrivare, ma è una bella atmosfera, come vedete. Ci sono almeno 8.000 spettatori, sono in 300-350 arrivati da Vicenza. Tutto è andato bene dal punto di vista dell'ordine pubblico prima della partita, nonostante l'arrivo di alcuni tifosi del Vicenza senza tessera, ma non ci sono stati scontri, dunque tutto è filato via dal punto di vista dell'ordine pubblico. La massima serenità è quella che si respira anche qui in campo allo stadio Euganeo. Allora entrano le squadre che saranno dirette dall'arbitro Angelo Martino Giancola di Vasto, con i suoi assistenti Del Giovane di Albano Laziale, Manna di Isernia, il quarto uomo è Bruno di Torino. E allora andiamo a vedere anche le formazioni scelte dai due allenatori. Non c'erano grandi dubbi, grandi sorprese. Alla fine Colomba ha confermato nella sua quasi totalità la squadra che ha vinto l'ennesimo derby di questa stagione, un Padova che vince sempre i derby a Verona 2-0, e il Vicenza ha cambiato invece qualcosina dopo la sconfitta interna con il Bari. Le squadre dunque sono in campo, i due capitani, Trevisan da una parte, Boginov dall'altra. Dunque Padova che giocherà con Silvestri in porta, difesa a 4, la vedete con Rispoli legati, Trevisan e Renzetti, centrocampo con De Feuris, Iori e Viviani, in attacco Farias e Cutolo che affiancheranno Babacar. Questa è la formazione scelta dal Padova, e da Colomba in particolare, che inizialmente fa partire in panchina dunque Bonazzoli, così come De Vitis. Dall'altra parte nel Vicenza 4-4-2 con Brighenti e il riconfermato Lazco un po' a sorpresa a sinistra, addirittura tribuna per Di Matteo. Centrocampo con difesa con Camisa e Milanovic a completare il reparto. Centrocampo invece con Semioli e Bellazzini larghi, Cinelli
che rientra oggi dopo la panchina con il Bari, e Castiglia a formare dunque il duo lì in mezzo, e davanti Malonga con Valeri Bojinov, il capitano del Vicenza, che dunque è stato schierato oggi in coppia con Malonga al posto di Tiribocchi, che va in panchina. C'è adesso una bella iniziativa in campo con le fasce di capitano per Trevisan e Bojinov. Sono fasce oggi della città della speranza, per davvero cercare di dare un sorriso a tanti bambini che soffrono, e oggi Padova e Vicenza vogliono dare questo contributo indossando queste due fasce di capitano di grande affetto e solidarietà. C'è anche il presidente del Padova, Cestaro, lo vedete insieme a Valeri Bojinov, foto di rito, foto d'amicizia per un derby che nasce da questo punto di vista, e poi in campo naturalmente ci sarà, e sugli spalti grande rivalità. Adesso arriva anche da parte del Padova quello che è il consueto abbraccio da parte di Colomba e di tutti i giocatori che si uniscono tra di loro per cercare di darsi la carica, e questa invece è l'espressione molto tesa da parte di Alessandro Dal Canto, allenatore pragmatico, concreto, che lascia trasparire poco delle sue emozioni, forse anche per questo che non riesce ad avere un rapporto particolarmente simpatico con una parte della tifoseria, ma è un allenatore che bada molto ai fatti. Anche a Vicenza sta ottenendo quelli, con quelle 3 vittorie in trasferta, 2 difficilissime a Verona e a Brescia. E dall'altra parte Franco Colomba, che nella sua lunga carriera è stato anche per pochi mesi sulla panchina del Vicenza che gli aveva dato l'opportunità di allenare in Serie A. Era 1998, arrivò a luglio, fu poi esonerato a gennaio, ha lasciato comunque, almeno nel suo cuore, un ottimo ricordo quell'esperienza. Si comincia allora, è il 54esimo derby, come vi dicevo, della storia tra Padova e Vicenza, una sfida che si è giocata qua all'Euganeo 26 volte, 16 vittorie del Padova, 4 pareggi, 6 vittorie del Vicenza. L'ultimo successo nella scorsa stagione del Padova per 2-1, 2-1 anche il risultato dell'ultima vittoria del Vicenza nella stagione 2009-2010. E allora si parte adesso con il Vicenza in maglia nera con bordi bianco e rossi, che va a difendere subito su Babacar. La chiusura è stata di Camisa, che fa coppia centrale con il rientrante Milanovic. Non era al meglio Milanovic prima della partita contro il Bari, e oggi torna a fare coppia centrale con Camisa. Intanto c'è un fallo da parte di Bellazzini su Brighenti, calcio di punizione in favore del Vicenza, e subito l'arbitro Giancola va a redarguire Babacar, segnalato in un buon periodo di forma. La rete con la Juve Stabia per sbloccarsi, e poi a Verona un contributo comunque importante alla squadra, anche senza segnare, per le reti di Farias e di Cutolo. Il Padova è assente Vantaggiato, che non è nemmeno in panchina. In panchina invece c'è Emiliano Bonazzoli, che contro il Verona è entrato per un quarto d'ora, dando comunque dei buoni segnali, ed è un'arma in più sicuramente per Franco Colomba. Attacca il Vicenza di Dal Canto adesso con Brighenti, poi Bellazzini, che conosce molto bene il Padova da avversario, ha giocato con il Cittadella per molti anni, ha affrontato molti derby, sa cosa vuol dire. Qui Viviani va ad allontanare, preferito a De Vitis, la mette giù Iori, poi De Feudis trova Babacar in posizione però irregolare, sale bene qui la difesa del Vicenza. Posizione irregolare da parte di Babacar, in prestito dalla Fiorentina. Una sola rete, quella con la Juve Stabia per Babacar, ma anche un lungo infortunio subito in avvio di stagione. Malonga qui viene anticipato, si fa soffiare il pallone l'ex attaccante del Cesena, a segno 7 volte in questa stagione, il miglior marcatore del Vicenza. Il secondo è un centrocampista, è Castiglia. Renzetti attaccato da Bellazzini, si annuncia un bel duello sicuramente in velocità quello tra Bellazzini e Renzetti. Adesso lo vince Renzetti, che allarga ancora per Babacar, poi Cutolo al limite, Viviani, Iori, poi De Feudis. Sono i due centrocampisti arrivati a gennaio per dare
sostanza, personalità, ordine al centrocampo del Padova. Ancora Babacar per Cutolo, va al cross Cutolo per De Feudis in area di rigore, c'è la chiusura da parte del Vicenza, ma il pallone è ancora buono per il Padova con Rispoli, c'è il fischio di Giancola, calcio di punizione, fallo in attacco commesso dal Padova. E queste sono le prime indicazioni di Alessandro Dal Canto, che si trova sulla stessa panchina che aveva quando era a Padova. Da quest'anno infatti l'allenatore ospite siede su quella che per lui invece era la panchina di casa, quindi è sembrato come essere ancora qui all'Euganeo da allenatore del Padova oggi, non c'era il rischio di sbagliarsi. Trevisan, ancora De Feudis attaccato da quella parte da Semioli. Semioli riesce a rubare il pallone senza commettere fallo, allargarlo per Bellazzini. Attacca il Vicenza con i suoi due esterni che sono sicuramente molto veloci, molto pericolosi. Una squadra che in trasferta ha ottenuto con Dal Canto questi risultati proprio perché ha la forza di due esterni molto offensivi, di due attaccanti che fanno molto movimento. Magari c'è non grandissima qualità nell'organizzazione, nell'impostazione del gioco in mezzo al campo, ma proprio attraverso gli esterni è più una squadra da trasferta che non in casa. Infatti il cross è per Castiglia, al limite alla conclusione del gol. Vicenza in vantaggio. Castiglia, ancora lui, quinto gol in campionato per Castiglia, il miglior centrocampista dal punto di vista realizzativo del Vicenza, che non fallisce al quinto minuto. Castiglia non sbaglia, non perdona e porta in vantaggio il Vicenza di Dal Canto. Avete visto anche risultanza molto contenuta da parte dell'ex allenatore del Padova Dal Canto. Eccolo il cross di Bellazzini. Castiglia al limite col sinistro trova l'angolino dove Silvestri non può arrivare e il Vicenza è già in vantaggio. Subito il gol di Castiglia, subito la reazione adesso del pubblico dell'Euganeo, che prova a spingere, a far reagire la propria squadra, colpita a freddo da un Vicenza che continua a specializzarsi nelle gare in trasferta. Almeno questo è il marchio dato inizialmente alla partita. Renzetti, il lancio per Babacar, la sponda Cutolo, la posizione irregolare secondo l'assistente, tutta da valutare questa posizione di Cutolo sulla sponda di Babacar. Cutolo si era presentato tutto solo davanti a Bremek e l'aveva facilmente saltato con un pallonetto. Da capire dunque se Cutolo era o meno al di là di tutta la linea difensiva del Vicenza. E sulla sponda di Babacar è salita secondo l'assistente al momento giusto. Adesso deve mettersi una casacchina arancione Dal Canto, perché con la sua tuta nera può confondere la visuale dell'assistente. Viviani, poi Renzetti, ancora Farias, poi Babacar, prova a scuotersi il Padova, adesso Viviani. De Feudis, largo per Rispoli, tra poco rivedremo il gol annullato a Cutolo, comunque la posizione di fuorigioco di Nello Cutolo sul colpo di testa di Babacar. Vicenza che adesso ha il copione dalla sua, quella di difendersi e ripartire dopo il vantaggio ottenuto grazie a Castiglia. Babacar, Iori, Cutolo al limite, Cutolo, ci sono De Feudis, Babacar e Farias, lui allarga per Rispoli a destra. Il cross di Rispoli, ancora la difesa del Vicenza che allontana con Milanovic. Viviani, Cutolo prova a girarsi al limite, cerca Farias, difficile trovare spazio con un Vicenza molto compatto, molto chiuso, le linee sono molto strette, quella di difesa e quella di centrocampo. Qui c'è una direzione di Brighenti, ci sarà il calcio d'angolo per il Padova, è un ritmo alto, è un bel inizio di partita. Rivediamo qui quanto accaduto, posizione di Cutolo che era sì di fuorigioco, almeno questa immagine. È salita al momento giusto l'ultimo difensore del Vicenza. Calcio d'angolo per il Padova che manda a saltare Rispoli. Trevisan, angolo battuto corto ma da ribattere nuovamente, che Giancola ha fischiato. Si fanno sentire i tifosi del Vicenza, galvanizzati naturalmente dal gol del centrocampista col vizietto della rete Castiglia. Vince anche il Sassuolo a Varese. Calcio d'angolo battuto da Viviani sul secondo palo dove c'è Trevisan, prova la sponda, va a calciare Iori e poi Rispoli da buona posizione calcia alto.
presa un po' con l'esterno Rispoli. Rivediamo qui Trevisan, l'appoggio dietro per la conclusione al volo di Iori, il salvataggio e poi calcia malissimo Rispoli. Rimessa dal fondo per il Vicenza, va a Bremek. Vicenza che ha ottenuto 6 vittorie, di cui 3 nella gestione dal canto, 10 pareggi, 13 sconfitte, 31 i gol fatti, 40 quelli subiti. Padova ha vinto invece in 10 occasioni, 12 pareggi, 7 sconfitte, 34 gol fatti, 31 subiti. Rispoli, poi Babacar con il tacco per l'inserimento di De Feudis. Iori sale adesso la difesa del Vicenza e il Padova continua a macinare soprattutto sugli esterni. Qui l'apertura è per Cutolo che aggancia dolcemente una palla difficile, scarica per Rispoli, altro cross in mezzo, allontana una difesa del Vicenza molto attenta in questo avvio con i due centrali che sono Milanovic e Camisa, con Lazco che sta stringendo molto per aiutare i due centrali. Legati, poi Rispoli, cercare Farias che si muove molto in tutto il fronte offensivo per cercare di dare meno punti di riferimento possibili all'attacco del Vicenza. Qui il lancio di Trevisan era una buona idea per De Feudis, partito in posizione regolare, ma il lancio troppo lungo da parte del capitano del Padova. Brighenti sbaglia questa volta l'appoggio per Bellazzini che commette fallo su Viviani, calcio di punizione battuto dal centrocampista di Scuola Roma Cutolo. Parte da dietro Cutolo, il gol anche all'andata, cerca Viviani e non lo trova, da quella parte chiude Brighenti che va al rilancio, giocatore che ha deciso una delle ultime trasferte vinte dal Vicenza, quella di Brescia. Brighenti con un tiro da fuori, Camisa per Milanovic, arrivato in prestito dal Palermo. Palermo l'aveva soffiato a diversi club, era in scadenza di contratto, considerato un difensore molto promettente che a Palermo ha avuto poco spazio e che adesso a Vicenza cerca dunque definitivo trampolino di lancio. Iori, ancora Cutolo sulla linea del fuorigioco, Iori alza la testa, Cutolo si allarga, riceve adesso Cutolo, 7 gol in campionato, uno molto particolare, quello di Verona lunedì scorso, tra i fischi e gli insulti del Bentegodi. Non gli ha perdonato una rete sbagliata in un Spezia Verona del passato. Quindi ogni volta che Cutolo torna a Verona riceve un'accoglienza che però almeno da questo punto di vista lo galvanizza. Già 2 volte che Cutolo va a segno contro il Verona al Bentegodi. Rimessa laterale guadagnata dal Vicenza sulla chiusura di Rispoli. Un po' di preoccupazione sul volto di Franco Colomba, non si aspettava sicuramente una partenza così da incubo per il suo Padova, da sogno invece per il Vicenza, che adesso va con Malongà a tenere palla vicino alla bandierina. Malongà, c'è Rispoli da quella parte, viene fermato, ancora una rimessa laterale in attacco per il Vicenza. Dominique Malongà, scambio con Semioli che si perde poi in fallo laterale tra Semioli e Lazco, preferito ancora una volta Di Matteo per la seconda partita consecutiva dal canto. Trevisan, Renzetti, minuti sono 12. Viviani, poi Rispoli. Adesso il Padova non trova spazi, vuole più velocità e Colomba dalla panchina. Padova che invece mantiene un ritmo piuttosto basso nella impostazione della manovra, accelerando poi all'improvviso come adesso per Babacar che è in posizione regolare, che riesce anche a girarsi in aria. Babacar cerca un appoggio, non lo trova, guadagna comunque una rimessa laterale. Quando siamo al 13°, Renzetti, ancora Viviani e altra rimessa laterale per il Padova. Viviani,
Legati, poi Trevisan, ancora Viviani, Farias, giocatore che può naturalmente con la sua qualità accendere un po' la luce nella fase offensiva del Padova. Lancio per Babacar, Milanovic buca, ma in qualche modo riesce ad evitare l'intervento comunque del suo avversario, su un intervento di testa non impeccabile. E poi Bremek va a rilanciare subito sulla destra per Brighenti. Cinelli, Milanovic, largo a sinistra per Lazco, ma c'è Semioli davanti per Malonga, anticipato da Legati, ancora una verticalizzazione immediata da parte del Padova. Babacar, Viviani, Iori, Farias, lo scambio tra Viviani e Renzetti, adesso costretto a indietreggiare. Iori, Legati, ancora per Manuel Iori, trova a sinistra Renzetti. Vicenza che protegge bene le zone del campo con questo 4-4-2, che adesso prova a scardinare Farias con la sua velocità, non ci riesce. Cinelli, a sinistra Lazco, lascia Semioli, va in sovrapposizione interna. Semioli punta a De Feudis, ancora Semioli, prova a calciare poi dalla distanza, palla che finisce altissima. Un gol per tornare nel cuore dei tifosi, quello nel derby di Verona per Semioli, che sta affrontando la seconda avventura con la maglia del Vicenza, tornato a distanza di alcuni anni. Ancora Babacar, Cutolo, Viviani, ancora Cutolo, scambio corto tra i due. Iori, Viviani si gira, ancora per Iori, tutto il Vicenza dietro la linea della palla con Malonga, con Bojinov che sono i primi a iniziare il pressing in fase di non possesso. Renzetti, ancora Renzetti per Legati. Vicenza che sta confermando, al di là del risultato in questi primi 16 minuti, di essere una squadra che predilige la fase di attesa e poi la ripartenza. Brighenti a cercare davanti Malonga, giocatore che può essere pericoloso nello spazio. Chiaramente il Padova cercherà di non dargli profondità, quella che Vicenza non sta concedendo adesso a Babacar e agli attaccanti del Padova. Renzetti va sul fondo, attaccato da Bellazzini, riesce a mettere il pallone in mezzo, ancora Babacar, prova a girarsi, buono lo stop, un po' meno la girata. Interessante comunque l'idea di Babacar, che ha cercato il gran gol. Qui calcia con il destro, difficile trovare la porta che era alle sue spalle. Brighenti, Bellazzini, sbaglia questa volta Bellazzini il tocco, lo sbaglia anche Renzetti. C'è l'arrivo di Castiglia su il sinistro vincente al quinto minuto del derby numero 54 tra Padova e Vicenza. Spinge Lazco, trovato il capitano Valeri Bojinov, ancora Bojinov, prova a girarsi, fa un bel numero, guadagna il calcio di punizione, una fascia di capitano per farlo sentire protagonista, leader di questa squadra, arrivato a gennaio dal Verona in prestito. Ha segnato 3 gol, 2 nell'ultima trasferta vincente di Grosseto e 1 in casa con la Juve Stabia. A Semioli a battere il calcio di punizione è salito Milanovic, naturalmente giocatore molto alto, sulla cui marcatura va Legati. Tutto il Padova in area di rigore.
Silvestri chiede di guardare le trattenute in aria. Battuta lunga di Semioli, ultimo a toccare forse un giocatore del Padova, ci sarà calcio d'angolo, così è. La schiena di Trevisan, vediamo la punizione battuta da Semioli. Rispoli, toccare per ultimo, e altro calcio d'angolo. Bellazzini dalla bandierina, arriva l'arbitro per dire a Milanovic e Legati di smetterla, di trattenersi. Occhi attenti quelli dell'arbitro. Sceglie l'angolo corto, questa volta Vicenza, va a Semioli a battere, Malongà di testa, poi Iori scaccia la paura, ancora Bellazzini, Cutolo colpisce De Feudis, alla fine si rivela un assist per i giocatori del Vicenza che vanno a impostare ancora con Bellazzini, poi Semioli, arriva prima però Cinelli sul pallone, Castiglia, Lazco, il cross di Lazco, salta Boginov, anticipato, prova Cinelli dal limite, trova Silvestri pronto e attento a mandare in calcio d'angolo. I più pericolosi sono i due centrocampisti centrali del Vicenza, Castiglia perché ha segnato, Cinelli qui che è arrivato prima alla conclusione. Ancora una volta sempre in quell'angolo, molto precisa la conclusione di Cinelli. Silvestri seguito negli ultimi giorni con grande attenzione dal Tottenham. Sarà dunque calcio d'angolo battuto corto, la palla scorre, viene allontanata poi da Viviani, si scalda già Emiliano Bonazzoli del Padova. Ancora il Vicenza con Malongà, Colomba si sbraccia in panchina, non capisce perché il suo Padova non riesca ad uscire dalla propria metà campo. Lazco, altro pallone in mezzo, prova a chiudere Rispoli. Iori prova a mettere ordine lui, Padova che gioca praticamente col doppio regista, Viviani e Iori. Renzetti, siamo al 20°. Rispoli, movimento di Cutolo davanti, poi tra le linee sempre Farias, Trevisan, Renzetti. Non ho visto particolari problemi per Babacar dal punto di vista fisico, anzi tutt'altro. Eccolo Babacar in area di rigore, posizione buona, Babacar si gira in acrobazia, palla sul fondo e si sta bene Babacar, quindi la scelta di Bonazzoli potrebbe essere quella di affiancare a Babacar un'altra punta di peso. Qui Babacar sorprende Camisa, palla girata, palla comunque alta. Entra dal canto, ne approfitta per parlare con la sua di difesa, chiedere sempre alla linea dei 4 di stare più alta possibile, magari rischiando come anche in questa occasione su Babacar, ma cercando di concedere meno campo possibile agli avversari. Dal canto, sempre in panchina, adesso non è d'accordo con come i suoi hanno giocato questo pallone, guadagna comunque la rimessa laterale il suo Vicenza con Bellazzini. Brighenti, Bellazzini, ancora Brighenti, va al cross, colpisce la schiena di Renzetti, poi Iori, Farias, ancora per l'esterno sinistro del Padova che va al lancio lungo, sempre a cercare Babacar, bene questa volta Camisa. Semioli vuole il pallone largo e forse lo ottiene, anticipato però da Rispoli, va a recuperarselo Semioli, finisce giù, non c'è fallo secondo Giancola che è molto vicino. Rispoli va allora a servire Cutolo, posizione buona di Cutolo che punta Milanovic in area di rigore, Cutolo fermato dal difensore del Vicenza, poi esce in maniera elegante Remek, rischia sull'arrivo di Iori. Boginov, un po' più di pressione da parte del Padova, ma difende bene il Vicenza. Boginov ancora dentro per Semioli, poi Malongà in velocità, Malongà, Silvestri esce in ritardo, finisce a terra il
centravanti del Vicenza che verrà ammonito per simulazione. C'è Semioli, viene ammonito anche lui per proteste, però Silvestri un po' in ritardo nei tempi dell'uscita. Poi ammonito Malongà per simulazione. Da rivedere sicuramente l'episodio. La sensazione è stata quella di un Silvestri, ripeto, uscito in ritardo, ma che poi non abbia effettivamente toccato l'avversario. Questa l'ammonizione di Malongà, con Silvestri che si ferma, Malongà che finisce poi sul portiere avversario. Le proteste principali sono arrivate da Semioli e poi adesso da Boginov. 2 ammonizioni in un colpo solo, quelle di Malongà e di Semioli. Splendida comunque l'azione del Vicenza, con lo scambio in velocità che ha portato Malongà a tu per tu con Silvestri. Bellazzini, poi Iori in anticipo, Renzetti, Babacar prova a girarsi, l'anticipo di Viviani, poi Renzetti, si prosegue per il vantaggio, il cross di Renzetti sul secondo palo dove non c'è nessun giocatore biancoscudato e ci sarà dunque la rimessa laterale per il Vicenza. Pronto Lazco, minuti 25, pericoloso il Vicenza con le sue ripartenze. Spinge il Padova che ha avuto con Babacar un paio di presupposti per poter pareggiare. Calcio di punizione adesso Malongà ha commesso fallo secondo l'arbitro, qui secondo me l'aveva subito. Cutolo va al cross per Farias, l'anticipo di Birighenti, guadagna il calcio d'angolo il Padova. Farias, miglior marcatore della squadra con 10 gol. Lascia Viviani il compito di battere questo calcio d'angolo. La battuta, salta Legati, quella palla va sul secondo palo ma con un fallo in attacco commesso dai giocatori del Padova. Calcio di punizione. Ha visto una spinta di troppo il direttore di gara. Pronto la battuta Bremek. Salta ancora Malongà in anticipo su Iori. Bellazzini. Ancora Bellazzini, prova a far scorrere davanti Boginov e Malongà. Di testa Castiglia, poi Viviani controlla e tocca per Iori. Renzetti, ancora Iori, aspetta movimento dei compagni che non c'è, arriva Viviani, era partito Farias tra le linee. Lancio di Rispoli per Cutolo, chiude ancora una volta bene Milanovic da quella parte. Rispoli, poi Iori, bella la palla per Cutolo, il cross in mezzo, Babacar non arriva sul pallone dentro di De Feudis, servito bene da Iori. Rivediamo qui De Feudis mettere il pallone in mezzo, Bremek in anticipo su Babacar, cross troppo corto quello di De Feudis, è sicuro, efficace l'intervento di Bremek. Vantaggio intanto del Verona a Grosseto. Malongà, poi Castiglia, Lazco, pallone uscito sul tentativo di Semioli. Ci sarà dunque la rimessa laterale in favore del Padova. Che con Colomba in panchina in casa aveva ottenuto 3-0 consecutivi prima di battere la Juve Stabia, e quello di Castiglia, il primo gol subito all'Euganeo dal Padova di Colomba. Buono l'aggancio adesso di Farias.
Renzetti, ancora Farias per Viviani, pallone lungo, salta Babacar, la sponda, Cutola al limite, prova a calciare, c'è però un fallo di mano di Babacar che dice petto all'arbitro, calcio di punizione. Rivediamo qui il lancio di Viviani, Babacar che tra l'altro spinge comunque l'avversario, si aiuta comunque nell'andare a stoppare questo pallone. Una schiarita intanto a livello di Nubi su Leuganeo e su Padova, sono stati 2 giorni di piogge intensi, oggi un po' di tregua, temperatura tra l'altro accettabile. Renzetti, Iori ancora per Renzetti, lancio per Babacar anticipato da Camisa, Rispoli, ancora Babacar, questa volta fa la sponda dietro per De Feudis, bravo Castiglia nel venire incontro, rimane a terra Babacar, il Padova poi si ferma perché Babacar ha preso un brutto colpo, ha perso un attimo i sensi Babacar, che però viene adesso curato subito dallo staff medico del Padova, rimasto a terra dopo aver subito un colpo. Babacar che si è comunque ripreso, fa tirare un sospiro di sollievo a tutti, sono stati davvero in apnea tutti quanti, ha perso per un attimo sicuramente i sensi e poi ora si è ripreso Babacar. Che paura a Leuganeo. Babacar adesso tranquillizza tutti uscendo dal campo sulle sue gambe, ricevendo gli applausi di tutte e 2 le tifoserie. Adesso viene giustamente fatto un check up sul giocatore per capire se è in grado di poter proseguire. Arriva anche Franco Colomba, vuole rientrare Babacar, rassicura tutti. Vicenza restituisce il pallone al Padova che va a giocare adesso con Iori. Iori davanti per Farias, è rientrato Babacar, Milanovic protegge l'uscita del pallone. Eccolo qui Milanovic, giocatore del 91, considerato, ripeto, quando preso dal Palermo a parametro zero, uno dei più interessanti nel suo ruolo a livello europeo. Viviani, Iori, ancora Cutolo che è partito in profondità, poi viene incontro Iori, De Feudis, trova a sinistra Renzetti, ancora Renzetti, va al cross, deviato, rimessa laterale, Cutolo, Renzetti, c'è spazio per Viviani, Viviani dentro ancora per Cutolo, una palla difficile la sua, con la buona chiusura di Bellazzini anche in fase difensiva. Resta in pressione il Padova. Renzetti per Cutolo in posizione buona, di testa subito la sponda, Iori al limite, finisce giù, calcio di punizione con Dalcanto che protesta, questa volta con il quarto uomo. Che secondo l'allenatore del Vicenza è stato comunque Iori a cercare più il fallo, era fermo l'avversario. Calcio di punizione, indicazione di Bremek per la barriera, uno specialista nel Padova è Viviani, che infatti prende una rincorsa breve, giocatore che anche nella primavera della Roma si era messo in mostra come tiratore particolare di punizioni. E allora vediamo questa con Viviani, tiro a giro, la palla accarezza il palo e finisce sul fondo senza che Bremek debba intervenire mandandola in angolo. Si conferma qui ancora una volta bravo nel battere queste punizioni Viviani. Vedete la palla che colpisce il palo e va sul fondo.
Migliore occasione sicuramente per il Padova, con la punizione del centrocampista arrivato dalla Roma in prestito. Fallo di Trevisan. Ecco anche perché si era arrabbiato dal canto per la punizione. Sa che nel Padova c'è un giocatore come Viviani. Quest'anno con l'Empoli ha segnato una rete da distanza davvero notevole. Rimessa laterale per il Vicenza che rimane davanti al 33esimo. Brighenti, poi Castiglia, Lazco per Semioli, anticipato da Rispoli, e comunque rimessa laterale per il Vicenza. Semioli, poi Malonga si gira bene, scarica su Lazco, ancora Semioli, sono stati compagni di squadra Lazco e Semioli anche alla Sampdoria. Fermato qui da Rispoli, prova a partire in velocità Rispoli cercando davanti Babacar, la protegge, prova a rifinire l'azione, scambia con Iori, di prima a cercare Renzetti che non ci crede molto. Bellazzini, arrivo di Farias, rimessa laterale guadagnata dall'esterno del Vicenza. Protagonista Farias di una grande partita all'andata, anche di 1 o 2 gol sbagliati in maniera clamorosa. Brighenti, poi Trevisan su Bellazzini, Viviani, Iori, ancora Viviani, c'è il movimento di Babacar, servito da Viviani in posizione regolare per Babacar che comunque riesce a tenere il pallone, mandare il fallo laterale, a tenerlo in gioco diciamo così, visto che sarebbe finito se no sul fondo. Rimessa laterale per il Vicenza e come faceva quando era a Padova dal canto segue la partita Ginocchio. Bocino per Malonga, vince un rimpallo il Vicenza che parte cost to cost. Malonga attaccato da Rispoli che riesce a fermarlo mandando il pallone in calcio d'angolo. Malonga era partito forse troppo da lontano per arrivare dritto in porta, è stato recuperato poi da Rispoli. 10 minuti alla fine del primo tempo, calcio d'angolo per il Vicenza che prova a sfruttare adesso gli spazi concessi da un Padova che inevitabilmente deve sbilanciarsi per cercare il pareggio, e lo fa con Malonga e Bocinov. Calcio d'angolo allora per il Vicenza, battuto ancora una volta corto da Bellazzini, poi Semioli, altro pallone in mezzo, salta Babacar, Bellazzini la rimette nel cuore dell'area di rigore, ancora Bellazzini, Milanovic, poi Trevisan spazza via. Usate la testa, sembra voler dire ai suoi Colomba. Brighenti, che non è parente del Brighenti, grande simbolo del calcio italiano e che ha giocato anche nel Padova. Colpo di testa di Rispoli, poi ancora Malonga per Semioli, c'è la mano di Legati, c'è il cartellino giallo legittimo per il difensore del Padova, cartellino giallo per Legati. E sì, da lì Semioli sarebbe andato sicuramente al cross. Calcio di punizione per il Vicenza, ancora Semioli a battere, salito Camisa, salito anche Milanovic. Al limite sono rimasti Cinelli e Semioli, che poi si è allontanato, ha lasciato a Bellazzini il compito di battere questo calcio di punizione. Va allora Bellazzini con il sinistro, palla giro, Milanovic di testa, viene anticipato al momento dell'impatto, poi Iori supera Castiglia. Viviani ancora per Iori, il recupero di Malonga, l'altro recupero ancora di Iori che finisce giù, calcio di punizione. Malonga rischia il secondo giallo, chiesto più dal pubblico di la verità che dai giocatori, ma ha rischiato parecchio la seconda munizione qui Malonga dopo quella per simulazione. De Feudis, Rispoli, poi Cutolo, la finta, Farias,
prova a girarsi. De Feudis, il cross in mezzo per Babacar, prova ad avvitarsi, non ci riesce. Bellazzini, la ripartenza del Vicenza, affidato ancora una volta alla falcata di Malongà che viene anticipato da Trevisan. Renzetti cerca il tunnel su Bellazzini, guadagna comunque la rimessa laterale davanti al suo ex allenatore. Trevisan, Iori, Cutolo, De Feudis. Farias cerca lo spazio allargandosi, trova Cutolo in area di rigore. Cutolo alza la testa ancora dietro per Farias, il cross per Babacar, l'anticipo di Camisa, poi Brighenti tiene il pallone in campo, molto pulito nella sua giocata, cercare ancora Malongà, finisce giù, la punizione per il Vicenza. Punizione per i biancorossi. Abbiamo rivisto la spinta e c'era tutta di Trevisan su Malongà. Brighenti, anticipo di Trevisan, questa volta pulito su Bogino, poi calcia malissimo in fallo laterale il capitano del Padova. Colomba richiama la linea difensiva dei suoi, in particolare la chiusura in diagonale di Rispoli dalla parte di Semioli. Ancora Brighenti, attaccato, si trascina lui il pallone fuori, rimessa laterale dunque per il Padova. Pronto Renzetti, Viviani, minuti quasi 40. Rispoli, subito Semioli ad impedirgli un lancio pulito. Viviani, Iori, dentro per Babacar, aspetta l'inserimento e l'arrivo di Farias. Eccolo Farias, c'è De Feudis in mezzo, non passa il cross di Farias. Lazco, Semioli, Malongà protegge bene il pallone, scambia ancora con Semioli, poi chiude Rispoli. Iori, Farias, parte e punta la difesa del Vicenza, deve fermarsi, scambiare con Cutolo. Ancora Farias, sempre per Cutolo. Cutolo al limite, esagera forse nel dribbling, può ripartire allora Valle di Bogino per il Vicenza. Servito Malongà, pochi momenti di pausa adesso. Castiglia, Bellazzini, punta Renzetti, ancora Bellazzini, la buona giocata di Bellazzini che poi scarica sulla conclusione di Brighenti. Babacar, Viviani subito a cercare Cutolo che non si accorge del lancio del compagno. Bellazzini, Trevisan fermato irregolarmente, calcio di punizione, vuole il giallo per l'avversario, punizione battuta velocemente. Iori, ancora per Cutolo in posizione buona, partito da dietro, l'aggancio di Cutolo, chiude bene da quella parte però Camisa. Cinelli, Milanovic, largo per Franco Semioli, su di lui De Feudis. Milanovic, Lazco, Cinelli, poi dietro per Bremek, squadre molto lunghe adesso. Malongà in anticipo legati, commettendo fallo, aiutandosi sotto gli occhi dell'arbitro. Va bene, dice l'arbitro sulla punizione e sul punto di battuta. Cinelli, 3 alla fine del primo tempo. Bocinov, Castiglia, porta palla lui, cerca Malongà in uno spazio concesso dalla difesa del Padova, che poi esce con Iori, ancora il recupero del solito Castiglia, tutto regolare. Bellazzini, Bocinov,
riesce a girarsi anche Boginov. Bellazzini contro Renzetti, Bellazzini doppia finta, aspetta l'arrivo di Cinelli, lo serve ora. Possesso palla prolungato da parte del Vicenza, che va ancora con Cinelli cercando o punizione o calcio d'angolo da quella parte. Ancora Cinelli, Renzetti e Farias senza commettere fallo, rimessa laterale che resta comunque in attacco al Vicenza, che guadagna secondi preziosi in questo finale del primo tempo. Un altro lancio di Viviani, Milanovic, le urla dal canto nei confronti di Brighe e Brighenti. Voleva una giocata diversa dal suo esterno destro. Iori, poi Renzetti, ancora Babacar, farà spallate con gli avversari. A venire adesso incontro Viviani, Rispoli, De Feudis ancora dietro, lascia giocare i due difensori centrali dal canto, ovvero Legati e Trevisan. Renzetti, Viviani, Legati, poi Iori sul quale va Malongà, Rispoli, poi Cutolo prova a superare l'avversario e ci riesce. Iori, Viviani ancora per Cutolo, al limite può far partire il sinistro che è deviato, allontana Brighenti. Bellazzini, Trevisan su di lui, riesce a seguire comunque Boginov, dall'altra parte c'è Malongà, Boginov serve Malongà in area di rigore, l'aggancio di Malongà, prova il tiro, respinto da Legati, poi Silvestri lascia Iori. Vicenza pericoloso ancora una volta in contropiede, Padova che si salva e riparte con De Feudis a cercare davanti Farias contro Lazco. Calcio di punizione assegnato al Padova, 1 minuto di recupero invece concesso dall'arbitro. Ancora 1 minuto di Padova-Vicenza in questo primo tempo. Viviani, servito Renzetti, che poi si porta il pallone in fallo laterale, agganciando male questo pallone comunque piuttosto semplice di Viviani. Servito Malongà, dietro per Bellazzini, poi Boginov anticipato da Legati, c'è forse spazio per un'ultima occasione. Cutolo, buono l'aggancio di Cutolo, salta il portiere, Cutolo, palo, clamoroso il palo di Cutolo, a Bremek battuto, aveva fatto una giocata pazzesca Cutolo. Primo tempo finisce su questo secondo palo del Padova dopo la punizione di Viviani, la giocata deliziosa di Cutolo, che rivedremo dopo il super spot. Di nuovo qui allora per raccontarvi il secondo tempo di un derby che nel primo ci ha regalato comunque emozioni, anche sorprese con questa partenza davvero forte da parte del Vicenza, passando in vantaggio subito alla prima occasione grazie al sinistro vincente di Castiglia. Poi un Vicenza che ha tenuto bene il campo, ha rischiato però sulla punizione di Viviani e sul sinistro a botta sicura di Cutolo nel finale del primo tempo. Padova di Colomba che ha mostrato le difficoltà che erano nate sicuramente anche in altre partite nella costruzione del gioco. Anche il Padova, così come il Vicenza, probabilmente preferisce gli spazi, preferisce giocare in velocità, e quindi ecco perché per esempio la vittoria di Verona, così come il Vicenza, squadra che trova sicuramente più facile partire in velocità sugli spazi lasciati dagli avversari, e quindi un Vicenza che gioca meglio in trasferta e lo sta dimostrando soprattutto sotto la guida di Alessandro Dal Canto, che ha ottenuto fino adesso 3 vittorie e sta vincendo anche sul campo della sua ex squadra, ovvero del Padova.
risultato quindi di 1-0 con il quinto gol in campionato di Castiglia. Un Padova che è rientrato in campo quasi tutti i suoi effettivi in attesa dell'arrivo anche del Vicenza. Eccola la squadra di Alessandro Dal Canto, non dovrebbero esserci variazioni all'inizio di questo secondo tempo. Padova mi sembra rientrato con gli stessi 11, manca solo Babacar che non è ancora uscito dal tunnel degli spogliatoi. C'è Farias, c'è Cutolo e infatti Babacar non c'è, entra Bonazzoli, entra subito Bonazzoli nel Padova, evidentemente anche per il colpo subito durante il primo tempo Colomba ha deciso di inserire subito Bonazzoli, va bene magari un attaccante anche con caratteristiche diverse. Ci sarà dunque Emiliano Bonazzoli a guidare l'attacco del Padova, arrivato dopo la rescissione con la risoluzione contrattuale con la Reggina, arrivata a fine 2012, giocatore che poi ha già cominciato comunque prima dell'inizio del mercato ad allenarsi con il Padova, prima con la Primavera, poi con il gruppo allora allenato Rapea, e alla fine il tesseramento di Bonazzoli che si è infortunato primi di gennaio, è rientrato soltanto nelle ultime gare per dare il suo contributo all'attacco del Padova, che adesso cambia dunque volto. Bonazzoli, Farias e Cutolo in attacco, Viviani, Iori, De Feuris a centrocampo, Rispoli, Legati, Trevisan e Renzetti davanti a Silvestri. Per Vicenza invece Bremek in porta, Brighenti, Camisa, Milanovic e Lazco, Semioli, Castiglia, Cinelli, Bellazzini, Malongà e Božinov a guidare l'attacco. Si riparte dall'1-0 dal gol di Castiglia, dai due pali del Padova, da Bonazzoli adesso in attacco e dal calcio d'angolo guadagnato adesso dalla squadra di casa, pronta a battere con Viviani. Si fa sentire il pubblico dell'Eugana, la tribuna Fattori, gli oltre 8.000 spettatori presenti. Batte Viviani dalla bandierina, palla che arriva nel mucchio, c'è una deviazione di Trevisan ma forse di un altro difensore del Vicenza prima, non per l'assistente che comanda rimessa dal fondo e non calcio d'angolo. A terra Trevisan dopo uno scontro con un avversario. Pronta la rimessa dal fondo Bremek. Su lancio lungo. Di testa poi De Feudis, Bonazzoli la sponda, Cutolo ancora per Bonazzoli, almeno questo era l'intento di Cutolo. Semioli. Poi Lazco davanti a cercare Božinov, anticipato da Trevisan in maniera regolare. De Feudis. Cutolo, dietro ancora per De Feudis, ancora De Feudis, Bonazzoli prova a girarsi, il suo diventa un tiro comunque debole ma condito dagli applausi del pubblico, che in effetti si aspetta molto dalle caratteristiche fisiche potenti di Emiliano Bonazzoli, giocatore che in Serie B ha sempre fatto molti gol. Trevisan ancora a cercare Bonazzoli, lo scatto nei confronti di Milanovic, alla fine arriva prima lui, si gira, trova Farias, ancora Farias, al limite Iori, aggancio, pensa per un attimo al tiro, poi aspetta l'arrivo di Rispoli, se l'allunga, va al cross, proprio Bonazzoli, poi la conclusione di Viviani, ma c'è un fallo in attacco di Bonazzoli, c'è il giallo anche per lui, giallo per Bonazzoli per un intervento evidentemente con il braccio alto. Ecco perché dunque la punizione, il fallo in attacco di Emiliano Bonazzoli.
Si riprende Camisa, colpito dall'avversario, pensa evidentemente invece a qualche cambio Colomba, sta facendo scaldare De Vitis, Della Fiore, Jelenic, dopo aver fatto entrare già Bonazzoli. Renzetti, dietro ancora per Trevisan, Legati, ancora per Trevisan, Vicenza che tiene le linee molto corte, soprattutto tra difesa e centrocampo, come adesso vedete la distanza tra Camisa, Milanovic e Castiglia. Il fallo commesso, se fuori gioco, di Bonazzoli, calcio di punizione per il Vicenza. Lazco, poi Rispoli ancora dietro per Legati, Bonazzoli riesce ad anticipare l'avversario, giocatore sicuramente diverso rispetto a Babacar. Cutolo, posizione regolare di Cutolo, che però non riesce ad agganciare sull'invito di Iori. Era buona l'idea di Emanuele Iori. Bremek, si fanno sentire anche i tifosi del Vicenza. Quinto minuto. Trevisan, poi Rispoli allarga dalla parte di Farias, Legati, il lancio per Bonazzoli, va alle spalle Cutolo. Bonazzoli serve però dall'altra parte il suo compagno d'attacco, la palla arriva facile facile tra le braccia di Bremek. Sesto minuto. Longa non la prende, la tiene lì Silvestri, poi cambia dalla parte di Renzetti. Viviani, poi Legati, non aumenta il ritmo della giocata del Padova. Adesso Bonazzoli, servito in profondità, prova a girarsi, Bonazzoli, arriva ancora Rispoli da dietro, il cross di Rispoli per la finta di De Feudis, al limite poi l'anticipo di Castiglia su tutti. Pallone ancora tra i piedi del Vicenza con Semioli. Sono intanto poco meno di 8.000 gli spettatori, 7.713 totali tra abbonati e paganti. Semioli intanto fermato dall'intervento dei difensori del Padova. De Feudis, Renzetti, poi Viviani ancora per De Feudis, anticipato però da Semioli. Può ripartire Bellazzini adesso in velocità da quella parte, attaccato ancora da Viviani che recupera il pallone che aveva perso, lo affida poi a Renzetti. Farias, Renzetti, il cross respinto, ci sarà la rimessa laterale per il Padova già battuta. Farias, ancora la finta di Farias, al limite Iori, pensa al tiro, allarga ancora per Cutolo, Cutolo va al cross, l'anticipo di Milanovic su Bonazzoli, non riesce a passare il Padova, si difende ancora bene il Vicenza. Cutolo per Viviani, mette il pallone in mezzo, facile ancora per Bremek. Adesso con calma va al rinvio l'ex portiere del Grosseto. Trevisan con il petto in anticipo, poi arriva anche Viviani, si scontrano i due compagni di squadra. Iori, aspetta Farias, poi Cutolo, lo scambio tra i due. Vicenza che si sta abbassando un po' troppo. Renzetti guadagna il calcio d'angolo con la chiusura di Brighenti, gli applausi del pubblico.
dalla bandierina ancora Renzetti. Pronto Bonazzoli in area di rigore, è arrivato anche Legati, salta proprio Bonazzoli, sul secondo palo c'è Farias, prova a guadagnare un altro calcio d'angolo, l'ultimo a toccare è lui attraverso un rimpallo, ci sarà dunque la rimessa dal fondo e rivediamo quanto è accaduto. Bonazzoli, il suo colpo di testa, poi vedete Farias l'ultimo a toccare, la rimessa affidata a Bremek. Trevisan, poi Camisa, adesso gioco meno spettacolare sicuramente. Il secondo tempo cominciato con un attacco non lucidissimo da parte del Padova, con una difesa molto chiusa del Vicenza. Rispoli, poi Iori, ancora Farias, Iori attaccato da Semioli, riesce a mantenere il possesso di palla, ancora Iori non la perde, poi Rispoli per De Feudis, posizione buona di De Feudis che è in area di rigore con la protezione però sicura di Lazco. Anche Raimondi si scalda nel Padova, giocatore decisivo in 2 derby col Verona e col Cittadella, ha trovato però poco spazio con Colombo in panchina, meno ancora rispetto a quello del predecessore di Colombapea. Castiglia, Brighenti trova ancora Bellazzini, Brighenti ancora davanti a cercare Malongà in velocità, chiudere quella parte Legati, cerca di tenere il pallone in campo, scontro tra Cutolo e un avversario, possesso di palla resta del Padova con Iori, allarga per Cutolo, Bonazzoli e Farias in mezzo, il lancio è proprio per Farias, riesce a metterla giù, punta da quella parte Lazco, aspetta De Feudis al limite, la finta, Iori ancora dentro per De Feudis, Padova che prova ad andare in porta con le idee adesso, Vicenza tiene con sufficiente equilibrio. Abbiamo rivisto il lancio di Iori, colpo di testa di Legati, De Feudis, Vicenza che ha rinunciato o quasi alla fase offensiva, non riesce più a ripartire con Bojinov e con Malongà, nonostante Bojinov giochi ormai 10 metri alle spalle di Malongà. È diventato un 4-2-3-1 adesso con Castiglia e Cinelli davanti ai 4 difensori e sulla stessa linea Bojinov, Semioli e Bellazzini. Bonazzoli alle spalle per Cutolo, attacca Lazco, riesce a servire comunque il suo compagno Farias, la giocata di Farias che viene fermato in maniera assolutamente regolare dall'avversario, ha cercato il dribbling personale Farias, finta contro finta di mestiere Lazco. Bremek, poi Brighenti, lancio lungo a cercare ancora Malongà, Silvestri, Vicenza che forse anche come atteggiamento ha deciso di lasciar giocare il Padova. Siamo lunghi però, dice dal canto, evidentemente non è soddisfatto di come la sua squadra è rientrata in campo. De Feudis, troppo spazio lasciato anche ai centrocampisti avversari, infatti il Padova arriva a far girare il pallone abbastanza facilmente. Viviani, Cutolo, la finta di Cutolo non so quanto voluta, chiude Castiglia, Bellazzini, Brighenti, servito Malongà, prova a far respirare i suoi, avete sentito forse anche un vieni su che era lì dal canto, che ha chiesto alla sua difesa di salire. Vicenza però ha perso un po' di concentrazione, anche di compattezza, infatti vuole un cambio dal canto adesso. Padova avanza pericolosamente, De Feudis,
Rispoli va al cross, adesso diventa quasi un tiro, sta per entrare Padalino e Vicenza chiamato da dal canto, un giocatore che può fare l'esterno sia di difesa che di centrocampo. Quindi la prima scelta di dal canto è quella di far entrare l'esterno svizzero, che riceve adesso le indicazioni dello staff, i collaboratori dell'allenatore del Vicenza. De Feudis restituisce il pallone al Vicenza, l'aveva prima mandato fuori per un possibile giocatore del Padova infortunato, poi si era ripreso. Altro calcio di punizione, fallo su Boginov, cambio in vista, fuori Bellazzini che ha preso un colpo, fuori Bellazzini, dentro Padalino che andrà a fare dunque l'esterno alto a destra davanti a Brighenti. Ha cominciato questa ripresa comunque a un ritmo più basso Bellazzini dopo un ottimo primo tempo, adesso poi anche questo colpo subito che ne impedisce la prosecuzione del match. Malonga vince fallosamente il duello con l'avversario, punizione già battuta. Iori, Renzetti, largo per Viviani, Farias, Iori, poi Legati davanti per Bonazzoli, la sponda per inserimento di De Feudis, palla alta. Questa è l'importanza di avere un giocatore come Bonazzoli in attacco nel Padova, la sua sponda efficace, inserimento da dietro di De Feudis, le imprecazioni di Colomba in panchina, poi sorseggia un po' d'acqua. Rivediamo, Bonazzoli fa tutto molto bene, inserimento di De Feudis che a botta sicura con il destro in anticipo su Lazco, calcia malissimo, non è proprio il suo mestiere quello di segnare, però si era inserito coi tempi giusti. Padalino protegge e difende bene il pallone, Vicenza che non riesce a ripartire, vedete anche da qui. Trevisan ancora per Bonazzoli, alle spalle c'è Cutolo, prende un colpo Bonazzoli però anticipato fallosamente, calcio di punizione per il Padova, fallo di Milanovic. Un bel duello questo tra i due adesso dal punto di vista fisico, si fa sentire il calore dell'Euganeo, vede un Padova qui c'è poco da rimproverare sul piano della generosità e dell'impegno, meno della lucidità nella manovra, anche se l'occasione di prima è stata sicuramente ben studiata contro un Vicenza chiuso, si difende, che non riesce più a ripartire. Qui basta questo 1-0. Viviani alla fine prova quasi a calciare dalla lunga distanza, non crea imbarazzo all'avversario. Malonga e Viviani, De Feudis, altro fallo, palla trattenuta da Malonga, accelera un po' i tempi il Padova, punizione che vuole battere veloce Iori. Viviani ancora a sinistra per Renzetti, Cutolo, Iori, Viviani, il cross è per Bonazzoli, la posizione è buona in area di rigore, si gira Bonazzoli, Cutolo, altro pallone dentro, c'è una trattenuta nei confronti di De Feudis che protesta con l'arbitro, l'ho visto già a terra prima della trattenuta, sinceramente non so se è caduto per l'intervento dell'avversario, così a velocità naturale mi sembra che la decisione possa essere giusta da parte dell'arbitro. Si prosegue con il lancio di Viviani ancora per Farias, posizione buona di Farias che non riesce ad anticipare però Bremek. Rivediamo quanto accaduto. No, in effetti la trattenuta, questa è la parte finale, è abbastanza evidente nella parte, dicevo, conclusiva al momento del lancio, c'è da capire quanto durava quella trattenuta. Boginov, Malonga, ancora Malonga, buono il numero di Malonga, va al tiro,
palla sul fondo, ripeto, a velocità naturale sembrava si fosse più lasciato cadere De Feudis. Dal primo replay sembra che infatti una trattenuta sia stata piuttosto prolungata. Al rinvio Silvestri, anticipo ancora una volta irregolare nei confronti di Bonazzoli, questa volta da parte di Castiglia. Si scaldano un po' anche gli animi in campo, nonostante la partita sia rimasta su un binario di correttezza altissimo. Cutolo, scambio con Iori, Rispoli, va al cross, c'è una deviazione, poi De Feudis prova a farla scorrere, arriva Iori, Bonazzoli che non riesce a segnare anche in maniera non volontaria su questa deviazione piuttosto fortuita sul tiro di Iori. Lui prova a girarla in qualche modo e a beffare Bremek, non ci riesce. Un flipper nell'area di rigore del Vicenza, la pallina non finisce in buca. Calcio di punizione ancora per il Padova, che sta giocando ormai da 20 minuti nella metà campo avversaria, mentre raddoppia il Modena col Cittadella 2-0. Lancio di Trevisan, ancora a cercare davanti Bonazzoli, a questo punto viene utilizzato come terminale offensivo, questi lanci lunghi per lui. Eccolo Bonazzoli, prova a girarsi per Rispoli, Semioli, troppo schiacciato il Vicenza in questa fase della partita, va al cross, Farias anticipato, poi commette anche fallo su Brighenti, l'arbitro lascia proseguire, altro cross in mezzo, arrivano De Feudis e Rispoli, chiude in calcio d'angolo Semioli. Un assedio adesso del Padova, un Vicenza un po' con la lingua di fuori. Dal canto sta pensando ad un altro cambio ancora, calcio d'angolo battuto, allontanato da Semioli. De Feudis, poi Renzetti, Bonazzoli riesce a girarsi, Cutolo. Vicenza pensa adesso più ad allontanare il pallone senza riuscire ad impostare un'azione, un atteggiamento pericoloso sicuramente. Rispoli, ancora per Bonazzoli, Boginov, fallo su Malongà di Legati, e infatti arriva un secondo cambio con Dalcanto che capisce che i suoi non riescono più a ripartire, vuole inserire il talento di Bessa, giovane italo-brasiliano arrivato dall'Inter in prestito. Milanovic, ancora per Malongà, prova a far ripartire Semioli, Rispoli, poi Trevisan. Bessa è un esterno d'attacco, un giocatore di grande qualità, che evidentemente può servire a Dalcanto per ripartire con un po' più di freschezza. Vediamo se entrerà al posto di Semioli, di Boginov, mettendosi alle spalle di Malongà. Potrebbe essere un'altra soluzione. Iori per Bonazzoli, all'indietro Lazco per il portiere Bremek, chiude in fallo laterale, pronto il cambio. Lancio di Iori, svetta Camisa, poi anche Legati, Viviani, si prosegue, sta lasciando molto giocare l'arbitro, pare più scorrevole dunque la partita ora. Ancora l'uscita del pallone e ancora il cambio, addirittura due adesso nel Vicenza, anche il tir, anche Tiribocchi. Fuori sicuramente Boginov, c'è da capire se continuerà a giocare con due punte, quindi con Tiribocchi e Malongà, o se invece cambia proprio la coppia d'attacco Tiribocchi-Malongà, così mi pare sia.
fuori sia Boginov che Malongà. Non arriva ancora la segnalazione dell'altro giocatore, ma pare di aver colto queste indicazioni da bordo campo. E sì, fuori anche Malongà, li cambia tutti e due e gioca adesso Tiribocchi davanti con Bessa dietro. Evidentemente la mancate ripartenze di questa ripresa, secondo Dal Canto, sono dovute alla stanchezza dei due attaccanti. Bonazzoli, poi al limite Viviani, fallo di Viviani, gioco pericoloso sull'avversario. 24 nel corso del secondo tempo, punteggio che resta invariato, decide quel gol a freddo di Castiglia. Pronto l'invio Bremek, Rispoli, poi Semioli, Bessa prova a entrare, Padalino va alla conclusione, chiede una deviazione che forse non c'è, data dunque di rimessa per il Padova. Adesso il Vicenza gioca con 3 giocatori nuovi, diciamo, nel reparto avanzato, proprio per cercare di avere più lucidità nelle ripartenze. Adesso Raimondi nel Padova, questo è il cambio deciso da Colomba, prova con la velocità, l'istinto di Raimondi. Colomba stesso sa che Raimondi è stato decisivo in altri 2 derby con Verona e Cittadella, quindi vuole giocare un po' anche su questo aspetto. Fuori De Feudis, giocherà 2 a centrocampo il Padova con Viviani e Iori. E mette anche Raimondi nella zona offensiva. Rispoli, Bonazzoli, la sponda al limite, Renzetti, il cross dentro per Farias, posizione buona di Farias che aggancia, prova col sinistro, 2 deviazioni, alla fine spazza la difesa del Vicenza. Legati in anticipo su Tiribocchi, Castiglia, tutto il Vicenza chiuso, il Padova attacca con Cutolo. Raimondi appena entrato, ancora Raimondi non riesce a superare da quella parte Cinelli, prova a far ripartire Bessa, vediamo allora, è nuovo entrato, arrivato dall'Inter, Bessa, salta l'avversario che lo mette giù, anche giallo per Trevisan, questo che gli ha chiesto Dal Canto, riuscire a far salire la sua squadra con giocate di questo tipo. Messo giù Bessa, l'anno scorso era una primavera dell'Inter, era allenato da Stramaccioni. Eccolo Bessa, Camisa, poi Milanovic a cercare Padalino, Trevisan, Raimondi, Viviani, servito ancora Raimondi, Iori dentro a cercare Bonazzoli, tento Camisa, poi arriva anche Padalino che anticipa l'avversario in maniera però regolare, lotta Tiribocchi con Legati, allontana Trevisan, prova a metterla giù Castiglia, non ci riesce però. Iori, Rispoli, servito Raimondi, attaccato alle spalle, guadagna comunque la rimessa laterale, giocatore nato a Padova nel quartiere dell'Arcella. Lancio per Bonazzoli, la sponda di petto, allontana Cinelli, adesso il pallone non riesce ad andare giù, ci prova Bonazzoli, Farias, Camisa, poi Bessa, questa volta l'aggancio non è preciso. Iori, movimento di Cutolo, Raimondi tra le linee, ancora Raimondi, al limite prova a calciare, Raimondi
magari sperando in una deviazione di Bonazzoli. Sugli esterni entriamo, così Colomba chiede a Farias e Cutolo, che sono in questo due esterni attacco, con Raimondi alle spalle di Bonazzoli. È un 4-2-3-1 anche quello del chiaramente con tre giocatori molto offensivi come Cutolo, Farias e Raimondi. Altra rimessa laterale. Siamo quasi alla mezz'ora. Resiste il gol di Castiglia. Padova che è stato pericoloso soprattutto con De Feudis, poi adesso è uscito per fare spazio a Raimondi, ma la difesa del Vicenza continua ad avere la meglio. Iori, ancora legati contro Tiribocchi, l'ultimo a toccare è lui. La rimessa laterale per il Vicenza, chiede calma dal canto. Subentrato a Calori nel Padova, ha vinto subito al debutto a Pescara. Quando si parlava proprio di Colomba come possibile allenatore se la partita di Pescara fosse andata male, invece lui ha resistito, non ha perso neanche una partita in quella stagione, arrivando poi ai playoff, battuto il Varese in semifinale, sconfitta poi col Novara in finale, unica gara persa dal canto come allenatore in quel campionato. Tiribocchi, un fallo che non è stato segnato, secondo l'arbitro non c'era su Raimondi. Tiribocchi al limite, scarica ancora su Semioli. Semioli, la finta, supera Rispoli, mette il pallone dietro per il tir che prova a girarsi in aria. Cinelli calcia ma colpisce il giocatore del Padova. Poi fallo su Farias. È a un quarto d'ora dalla fine. Sempre 1-0 per il Vicenza, calcio di punizione per il Padova. Iori. Poi Rispoli, attaccato da Semioli. Si prosegue, tutto regolare, Semioli. Dopo la palla recuperata da Bessa. Sta per arrivare un altro cambio nel Padova, De Vitis. Qui intanto Bessa chiede il pallone a Cinelli che lo porta su. Lazco, ancora Cinelli. Castiglia, Semioli. Tiene il pallone con la sua esperienza. Cinelli ancora dalla parte di Camisa. Dietro per Bremek, timido pressing di Bonazzoli. Sale anche Cutolo. Viviani di testa, prova ad interrompere questo monologo difensivo del Vicenza, ci riesce Raimondi. Arriva Trevisan sul fondo, va al cross sul secondo palo, palla lunghissima, c'è però Farias. Rispoli va al cross, scivola in area di rigore Raimondi. Iori lo mette ancora nel cuore dell'area. Legati, pallone che finisce in fallo laterale, rimessa per il Vicenza. Non basta al Padova, un secondo tempo generoso che il Vicenza tiene bene il campo. Tiribocchi a terra, calcio di punizione, pronto anche il cambio nel Padova. De Vitis forse al posto di Viviani o di Farias che zoppica, quindi scelta più che altro fisica quella di Colomba, che toglie il brasiliano Farias, inserisce De Vitis. Adesso Raimondi viene un po' più sulla destra. Padalino, buona la giocata per Bessa, al limite prova, tiro murato da Trevisan. Applausi del pubblico vicentino presente qui all'Euganeo. Sicuramente Bessa è entrato bene in partita, impatto giusto. Tiene il pallone
Vicenza lontano dal pericolo, ancora con Bessa. Padalino, dato un po' in un vicolo cieco, ma guadagna comunque la rimessa laterale. Classe 93, Bessa, sicuramente il più giovane in campo adesso. A 12 dalla fine, sbaglia questa volta il passaggio il brasiliano. Iori, servito Rispoli con una palla orizzontale. Rispoli riesce comunque ad anticipare Semioli, va a cercare De Vitis nello spazio, ancora De Vitis, c'è Iori vicino. Raimondi, il cross di Raimondi, basso, ancora l'anticipo di Iori. Semioli, supera anche Viviani in velocità. Semioli, arriva Trevisan, riesce a servire Tiribocchi, finisce giù il tir, guadagna la punizione. Cominciato il campionato nella Pro Vercelli Tiribocchi, anche se qui l'intervento sembrava assolutamente sul pallone. Preso poi anche l'avversario. Fuori gioco di Tiribocchi, punizione per il Padova. Momento in cui il Padova non riesce più a rendersi pericoloso dalle parti di Bremek. Difesa del Vicenza che resta alta. Sicuramente i due cambi lì dal canto hanno dato l'effetto che l'allenatore si chiedeva, quello di aiutare poi il resto della squadra a salire di più. Viviani, poi Rispoli, Raimondi, altro calcio di punizione. Qui non molla e soprattutto il pubblico. Calcio di punizione, pronto a battere Rispoli. Ha lasciato poi a Viviani l'incarico di battere questo lancio lungo sul secondo palo, dove De Vitis è anticipato. Renzetti, altro pallone nel mucchio. Rispoli, va al cross, un po' in difficoltà Lazco, riesce ad allontanare, ma servendo comunque Iori e Viviani. Rispoli, alto cross in mezzo, Bonazzoli prova l'anticipo, prova soprattutto a recuperare il pallone, lo fa in maniera fallosa sull'avversario. Calcio di punizione per il Vicenza, che mantiene il Padova lontano dalla sua area di rigore. Quello sicuramente è l'obiettivo di questo finale di partita. De Vitis, Trevisan, lancio lungo a cercare Cutolo. Ha perso un po' di lucidità in questa fase il Padova nella giocata offensiva, servito meno di prima Bonazzoli, che rappresentava sicuramente una valvola di sfogo all'attacco. Vediamo allora l'inserimento di De Vitis adesso. C'è Rispoli vicino, De Vitis riesce a girarsi, non va al cross, aspetta Rispoli. Rispoli dentro ancora per Bonazzoli, stacca Milanovic, poi arriva Semioli, ma soprattutto Raimondi in anticipo. La rimessa laterale del Vicenza. 7 minuti e mezzo alla fine di questa partita, con le bandiere del Vicenza che sventolano sempre di più nel settore ospiti. Un Padova che perde un po' di fiducia. Legati, guadagna lui la rimessa laterale perché c'è stato un tocco di Bessa. Pronto Rispoli, lancio lungo a cercare Bonazzoli con il petto, poi Camisa, Trevisan,
Cutolo e Bonazzoli sulla stessa linea, alle spalle Raimondi e De Vitis. Viviani, Cutolo viene incontro, prova a saltare e ci riesce da quella parte Padalino. Raimondi ancora, entra in area, finisce giù, tutto regolare. Padalino non riesce a servire Bessa in questa ripartenza, regalando campo al Padova. Iori ancora dietro per Cutolo, cross dentro, Raimondi salta ma non arriverà mai su questo pallone che il Vicenza controlla con ordine. Poi adesso Bremek manda il pallone fuori perché c'è un giocatore del Padova a terra, lo vedete in fondo, si tratta di Nenzetti. Arriva anche l'arbitro per valutare le condizioni di Renzetti, che è rimasto qui colpito da Brighenti, che aveva comunque non commesso fallo sull'avversario. Botta alla schiena nella caduta per Renzetti. Padalino. Poco più di 5 minuti alla fine di Padova-Vicenza. Padalino da lì non entra. Viviani, De Vitis. Servito Rispoli largo. Iori. Si affida ancora una volta alla sua organizzazione di gioco il Padova. Iori, Rispoli. Raimondi ancora per Iori. Il cambio campo a cercare Cutolo larghissimo. Aspetta rientrante Renzetti, ma poi decide di andare lui al cross. Anticipato ancora una volta Bonazzoli. Ha prese tutte di testa quelle del Vicenza, soprattutto nell'area di rigore. Legati, anticipato da Tiribocchi, che tiene il pallone, lo protegge, lo scarica su Lazco. Raimondi, ancora un recupero del pallone da parte del Padova. Raimondi supera il suo avversario, poi Viviani al limite, prova Viviani, Bremek con i piedi, azione ancora buona, Cutolo e ancora Bremek in calcio d'angolo. Si è già protagonista in questi ultimi 5 minuti il portiere del Vicenza, che era già a terra e con i piedi è riuscito a salvare sul tiro di Viviani. E Cutolo dice: ho un crampo. Rivediamo qui Cutolo che prova a calciare, trova ancora Bremek, calcio d'angolo, alla bandierina Iori, angolo corto, ancora Cutolo, scarica sul suo compagno di squadra che non se la sente di tirare visto il problema al crampo che ha. Ancora Renzetti, ne passa 2, fermato dall'avversario, ovvero da Cinelli. Tutto il Vicenza ai limiti dell'area, tutto il Padova in attacco. Secondo tempo a testa bassa per il Padova, non è bastato però per trovare il pareggio a 3 minuti e mezzo dalla fine. Battuta la rimessa laterale, Iori, altro lancio dentro di testa Camisa. Ancora Iori, Trevisan, Iori, Legati, alla fine non riesce a servire in qualche modo, cioè riesce a servire in qualche modo il compagno. Rispoli che va al cross, c'è una deviazione, Lazco attaccato da Raimondi allontana, Tiribocchi prova a tenerla, non ci riesce. Iori, altro cross dalla parte di Cutolo, Brighenti allontana, Vicenza rimane lì ai limiti della propria area. Viviani, altro cross dentro per la testa di Bonazzoli, prova la sponda, ancora in area Raimondi, il tiro, altra deviazione, calcio d'angolo. Sembra stregata la porta di Bremek. Padova che per quanto costruito comunque tra la fine del primo tempo e questa ripresa avrebbe sicuramente meritato il pareggio. Eccolo il calcio d'angolo battuto, salta di testa Bonazzoli e non trova la porta Emiliano Bonazzoli. Ha provato a far valere i suoi centimetri.
La resistenza del Vicenza, il cuore del Padova, un finale tutto da vivere, 2 minuti più recupero. Sofferenza di Dal Canto che comunque sta togliendo una bella soddisfazione. Rispoli, lancio lungo, Bonazzoli con il petto, prova a far partire De Vitis ma non ci riesce. Castiglia, Padalino, cercano i più freschi, giustamente quelli del Vicenza, in particolare Bessa con questo lancio. Poi nella corsa Padalino dalla parte di Renzetti, alla fine Padalino supera Renzetti solo per un attimo. Iori, Viviani, cambia dalla parte di Rispoli, c'è però Semioli che ne ha ancora in velocità. Semioli sembra un ragazzino oggi. Semioli aspetta Tiribocchi in area di rigore, Tiribocchi con l'esterno, Silvestri salva il Padova e tiene ancora in vita le speranze biancoscudate. Contropiede che poteva essere fatale e letale al Padova, che adesso avanza con Iori a fatica con le ultime forze. Iori trova De Vitis, punta Lazco, De Vitis va al cross per Bonazzoli di testa che non la prende. C'è Cutolo dalla parte opposta, c'è Brighenti che manda fuori. Che finale, pochi secondi alla fine più recupero. Renzetti, altro pallone nel mucchio, salta Bonazzoli, non riesce a dare però potenza e precisione al suo intervento. Palla che finisce sul fondo e rivediamo qui Semioli per Tiribocchi, riesce a calciare con l'esterno. Silvestri salva la sua porta. Sono 3 i minuti di recupero assegnati, 3 di recupero ancora da giocare in un Padova Vicenza che resta sull'1-0 con il gol in apertura di Castiglia. Salta Legati, Semioli, cercare davanti Bessa, controllo del brasiliano, attaccato da Rispoli che lo ferma, poi Legati, Iori, lancio per Cutolo, buono l'anticipo di Brighenti, poi Cutolo al recupero del pallone. Renzetti, Viviani, davanti per Bonazzoli, la tiene lì De Vitis, uno degli ultimi assalti del Padova, se ne sta per andare il primo dei 3 minuti di recupero. De Vitis guadagna una rimessa laterale lasciata poi a Renzetti. Cutolo, cross dentro per Legati, Semioli, ottimo davvero il contributo di Semioli alla squadra. Poi qui sbaglia però il passaggio Rispoli, non sa cosa fare. Rispoli porta il pallone, lo mette in mezzo, allontanato da Brighenti. Ancora Rispoli, altro cross nel mucchio, salta Castiglia e allontana. Renzetti, altro pallone buttato lì per Bonazzoli, prova la sponda, non ci riesce. Castiglia, Padalino, Renzetti prova e riesce a servire Raimondi che scivola, si rialza. Renzetti ancora per Raimondi, la finta di Raimondi che poi prova a entrare palla al piede, ancora Raimondi per Cutolo, Bonazzoli, Raimondi di testa, Bremek fa un altro miracolo di Bremek su Raimondi a tempo quasi scaduto. Cutolo, altro cross nel mucchio per Bonazzoli, c'è Rispoli in area, fuori gioco di Rispoli. È incredibile occasione avuta da Raimondi. E rivediamo qui Raimondi di testa con Bremek, è vero che gliel'ha tirata anche addosso, ma il Padova continua a sprecare occasioni da gol. È un Vicenza sicuramente bravo e fortunato oggi, sta per uscire da Leuganeo con i 3 punti e con la vittoria in tasca. Pochi secondi ancora da giocare. Dal Canto accarezza sempre di più questa quarta vittoria in trasferta nella sua gestione e soprattutto una rivincita per lui a Leuganeo, che lo aveva fischiato nell'ultima partita della sua gestione, definendolo addirittura asino. E oggi Dal Canto festeggia la vittoria a Padova
il Vicenza ottiene un successo importantissimo nella corsa a salvezza, allontanando lo spettro dunque di un'altra retrocessione, e per il Padova invece un passo indietro sicuramente nel cammino playoff dopo 2 vittorie consecutive. Prima sconfitta interna dalla gestione Colomba, non è bastato un secondo tempo tutto all'attacco, tante occasioni soprattutto nel finale, 2 pali per pareggiare il gol di Castiglia in avvio. Ci fermiamo, super spot. Finisce tra gli applausi di tutte e 2 le tifoserie, forse l'immagine più bella di questo derby tra Padova e Vicenza, quelli del Vicenza che ringraziano i loro giocatori che sono riusciti a vincere un altro derby in trasferta dopo quello di Verona e a conquistare 3 punti fondamentali per la salvezza, e gli applausi dei tifosi del Padova ad una squadra che generosamente ha cercato il pareggio per tutta la partita senza riuscirci, trovando 2 pali e un ottimo Bremek. Finisce dunque con il successo del Vicenza, ma con gli applausi di tutte e 2 le tifoserie, che possono essere davvero orgogliose di aver 2 squadre così, che vogliono conquistare i 2 obiettivi con le loro forze, playoff da una parte, salvezza dall'altra, e continuando di questo passo possono davvero riuscirci. È tutto dallo Stadio Caneo, grazie da Gianluca Di Marzio, buon proseguimento con i nostri programmi.